Buongiorno ai nostri ascoltatori. La conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre una donna a interrompere la sua gravidanza. In studio con noi abbiamo la presidente e la vicepresidente del CAV di Trieste, e la signora Maria Tudek e la signora Flavia Brandolisio. Buongiorno. Buongiorno. E il titolo di cui parliamo oggi è Noi ci siamo per te. Signora Maria, perché questo titolo? Che significato ha? Diciamo che il primo significato evidentemente riguarda la donna che può avere bisogno di noi, nel senso che si trova ad affrontare una gravidanza che non era magari prevista o comunque difficile, che è turbata da questa situazione, che vuole parlarne con qualcuno che può anche aiutarla e fare un pezzo di strada insieme. Quindi evidentemente il primo messaggio è per la nostra cosiddetta utente, al fine di accompagnarla e sperabilmente ad accogliere il bambino concepito. Però in questo caso l'abbiamo pensata rivolta a tutta la nostra cittadinanza, nel senso che vogliamo proporre un'esperienza di volontariato con la nostra associazione. Ecco, quindi noi ci siamo per te, è un appello che facciamo a chiunque ha voglia di fare un'esperienza nuova, di mettersi in gioco, di fare qualche cosa per gli altri, condividendo evidentemente le nostre finalità, che sono quelle di aiutare ogni bambino concepito a vedere la luce e la sua mamma ad accoglierlo in serenità e con gli aiuti che si possono avere sia dalla nostra associazione ma anche da tutta la società. Ecco, io mi soffermo solo un momentino su questo, perché io è da anni che seguo il Centro di Aiuto alla Vita in modalità diverse. Adesso sono la presidente, l'ho visto nascere, insomma, e devo dire che per me è stato qualcosa di estremamente arricchente fare questa esperienza. Intanto perché si scoprono mondi che è diversamente difficili intercettare, ci si rende conto di più di come funziona la società e poi si fanno tante cose diverse. Ecco, ritorneremo su questo argomento. Ecco, ma è proprio un appello, perché io credo che soprattutto quando altre motivazioni vengono a cadere, magari la famiglia non ha più tanto bisogno dell'apporto individuale perché i figli sono cresciuti, sono andati via, magari i nipoti ancora non ci sono, eccetera. Ecco che avere qualcosa che ci prende, che ci coinvolge, eccetera, ci fa star bene. Grazie. E signora Flavia, avete pensato a qualche modalità per sensibilizzare le persone appunto a cui ci si vuole rivolgere per diventare volontari al CAV? Certamente, abbiamo organizzato proprio ieri una conferenza stampa dove abbiamo presentato le nostre attività e soprattutto i 3 incontri di sensibilizzazione che partiranno dal 22 ottobre. È vero quello che dice la Presidente, che la nostra associazione è arricchente e che nel volontariato noi dobbiamo soprattutto dare accoglienza e soprattutto dare accoglienza alle volontarie che sono nostre colleghe. Ecco, signora Maria, abbiamo sentito che ci saranno 3 incontri quindi per sensibilizzare, invitare le persone, eccetera, informare. Vuole dirci qualcosa di più? Certamente, diciamo che, come ha accennato Flavia, il primo incontro si terrà già il 22 di ottobre, è una esperienza che stiamo facendo da parecchio tempo, perché è questo l'inizio di un anno sociale a tutti gli effetti. Insomma, il nostro centro non chiude mai, però evidentemente se qualcuno ha voglia di cominciare qualcosa, questo è il momento giusto. È finita anche la barcolana, quindi anche le distrazioni che offre la nostra città. Gli incontri si terranno tutti e tre nella sala Tessitori, che si trova in piazza Oberdan, alle ore 18, e saranno 3 martedì successivi, 22, 29 e
ottobre e 5 novembre. Affronteremo delle tematiche di fondo perché ci riserviamo, per chi poi farà la scelta di condividere questa esperienza con noi, di fare degli incontri invece più specifici sull'attività nostra, su come siamo organizzati, su come si deve operare da volontario, ma qui ci interessa dare delle motivazioni per fare questa scelta e le motivazioni sono nei titoli di quello che andiamo a fare negli 3 incontri. Il primo parlerà dell'inizio della vita. La nostra utente è la mamma evidentemente, però il nostro utente finale e forse quello che ci mette in moto più di tutto è il bambino concepito, che non sempre viene riconosciuto come bambino, ma che in realtà lo è già, perché ha tutte le risorse per diventare il bambino che nascerà e l'uomo che diventerà. E questo lo faremo con l'aiuto di un PhD della Sissa, il dottor Gabriele Liuzzi, che è un appassionato di studi e quindi ci dà proprio il meglio di quello che la scienza ci dice su questo argomento. Poi il secondo incontro in cui tratteremo il diventare genitori considerando il desiderio ma anche il rifiuto, no? Perché nella realtà che tocchiamo anche al centro di aiuto alla vita c'è spesso questo dilemma, diciamo, e che rappresenta un vero dramma, insomma, e ci aiuteranno in questo la psicologa psicoterapeuta Laura Mullic e lo psicologo che è presidente dell'ANPEP, Educazione Prenatale, il dottor Gino Soldera. E l'ultimo incontro è, diciamo, un po' a lato, se vogliamo, dello specifico nostro, ma noi riteniamo di grande importanza, e cioè educare alla vita. Educare alla vita dal nostro punto di vista significa aiutare in particolare i giovani a conoscere se stessi, a capire le loro potenzialità e a rispettare tutti gli altri che hanno gli stessi diritti, e a partire dal bambino concepito. È un'educazione a 360 gradi, secondo noi, non parcerizzata, per cui non al bullismo, non alle malattie sessuali, non a questo, non a quello. È un sì alla vita a tutto tondo. Signora Flavia, lei è volontaria da tanti anni, quindi ha un bel bagaglio di esperienza come volontaria al centro. Perché ha scelto di questo tipo di volontariato, e se vuol dirci anche qualche sua esperienza che l'ha segnata? Allora, io ho scelto questo volontariato perché soprattutto dopo la vita lavorativa volevo aiutare le mamme. Io ho avuto una famiglia che mi è stata accanto e volevo essere accanto a quelle mamme che non hanno, che sono sole e che non hanno degli aiuti vicini. Nella mia esperienza ho incontrato tante mamme, sono tutte parte oramai anche della mia vita, soprattutto alcune con le quali si riesce a intessere una relazione di aiuto che poi dura nel tempo, e dopo è sempre bello ritrovarle, sempre un sorriso, ti presentano i bambini, ti raccontano come sono autonome e come sono riuscite a portare avanti la famiglia. Comunque anche il nostro volontariato deve essere rivolto alle volontarie che scelgono per loro motivazione di fare volontariato attraverso i valori della vita, e noi dobbiamo essere molto vicine a queste persone perché e individuare le loro motivazioni per poi poter ottimizzare il servizio. Questa cosa qui mi piace molto, io so che ho più ricevuto che dato e sono molto contenta. Grazie, abbiamo solo pochi secondi. Vuole aggiungere qualcosa, signora Maria? Solo un saluto, visitate il nostro sito, visitate la nostra pagina Facebook e troverete tutte le informazioni del caso. Grazie, grazie anche ai nostri ascoltatori. A risentirci, a presto.